Buongiorno, siamo ospiti dell'azienda agricola Succi Silvio che effettivamente si è adoperato per averci qua in azienda e ne siamo molto, molto lieti e soddisfatti. E, un imprenditore dell'Emilia Romagna, di Ferrara, il quale ha sempre creduto nell'agricoltura. Lui ha investito sia in strutture turistiche che nel mondo agricolo, e noi gliene siamo immensamente grati di questo. Se vuoi dare un saluto agli amici, Silvio? Ringrazio tutti gli amici del Polesine, perché qui siamo in Emilia Romagna, purtroppo o per fortuna. E ringrazio tutti di averci questa visita e grazie. Abbiamo anche l'onore di avere con noi il senatore Bartolomeo Amidei, che fa parte della Commissione Agricoltura e che in questi ultimi tempi, quando può, è sempre presente nei nostri incontri, nelle nostre visite, e noi ne siamo immensamente felici. E abbiamo anche con noi il giornalista dell'Informatore Agrario, un'altra figura, un'altra persona che non manca mai nei nostri incontri, molto importante anche lui, e ci dà anche e collabora, ci dà una mano. Sì, grazie Arnaldo, io ringrazio dell'invito oggi di essere qui. Tra l'altro abbiamo anche una bella giornata di sole in un contesto meraviglioso, ospiti dell'azienda del signor Succi, e dove alle mie spalle ci troviamo l'abbazia di Pomposa, quindi in un contesto storico, il periodo bizantino, dove anche i monaci coltivavano queste terre. Qui siamo praticamente nel delta del Po, e da un punto di vista naturalistico stupendo, dove fare agricoltura è, seppur non serve andare indietro di secoli, ma molto meno perché sono terre di recente bonifica, come vedete la capacità dell'uomo rende queste terre e le coltivazioni conseguenti straordinarie, perché queste spighe di grano ne sono un esempio di come si può far bene agricoltura utilizzando le tecniche giuste e anche i prodotti giusti. Qual è allora il problema di oggi? Io sono anche, lo diceva bene Arnaldo, mi consenta dottor Bovolenta anche il tu, diceva bene Arnaldo, io sono presidente della 9ª Commissione Agricoltura e Industria, ma sono anche presidente di un importante intergruppo parlamentare che è quello del Made in Italy e innovazione. Quindi Made in Italy è bello, Made in Italy è giusto, è un brand più importante del mondo, tra i più importanti del mondo, ma fare agricoltura fatta bene è sempre più difficile. Lo testimonia il fatto che non serve produrre bene, non serve fare qualità, ma abbiamo i mercati internazionali che ci ammazzano. Vedi il problema legato alla guerra con l'Ucraina, russa-ucraina, e chiaramente il grano che entra a prezzi stracciati per ragioni politiche di scambi commerciali, per tenere in piedi anche queste situazioni molto molto particolari, anche costose, diciamolo pure, sia da un punto di vista umano ma sia da un punto di vista economico, difficoltà poi legate anche al grano che entra dal Canada e così via. Il problema di fondo è salvaguardare il prodotto Made in Italy, il prodotto di qualità, creando le condizioni che non venga svenduto, se vogliamo mantenerne la qualità, ma semplicemente che cosa chiede l'agricoltore italiano, dico il signor Succi come tanti altri, chiedono semplicemente di lavorare ed essere messi nelle condizioni di lavorare bene, facendo il prodotto di qualità, rispettando i disciplinari, i protocolli, e non come altri paesi che ci entrano prodotti che non rispettano le regole che rispettiamo noi. Vedi l'utilizzo del glifosato in Canada, dove lo utilizzano, lo adoperano per essiccare il grano. Sostanzialmente dobbiamo darci da fare, imporci in primis, il mio impegno è anche in questo senso, perché queste cose non debbano accadere. Difficoltà di mercato oggi credo sia la prima condizione principale, oltre alle condizioni meteorologiche che non si possono condizionare, cui l'agricoltore è sottoposto. La condizione, la variabile tempo, che altre imprese, altre aziende non hanno, noi ce l'abbiamo e non riusciamo a pianificarla. Per cui oggi siamo qui in campo per festeggiare il grano, pianta simbolo dell'alimentazione, perché dal grano nasce il pane, si produce il pane, ma dobbiamo anche pensare che le imprese debbono stare in piedi, debbono far bilancio e dobbiamo tutti impegnarci a far sì che ciò avvenga.
Ma sì, non si può che come dire, sottolineare e essere d'accordo con le parole del senatore. Le problematiche che ha segnalato sono esattamente quelle. È vero che qua in Polesine sicuramente quest'annata molto estremamente piovosa in tutta Italia, siamo a più di 75 fenomeni estremi dal punto di vista meteorologico tra Lombardia e Veneto solo nella pratica nel mese di maggio, quindi piogge continue e consistenti che hanno creato forti problemi per le semine del mais e della soia, ad esempio, in alcuni areali, chiaramente quelli più colpiti. Qui il frumento è bello, è bellissimo quest'anno, abbiamo visto qualche allettamento in alcune zone, però insomma è un buon momento. Cos'è che bisogna focalizzare oggi e su cosa bisogna concentrarsi? Su delle nuove strategie che vanno messe in campo, perché di fatto il clima che noi viviamo oggi non è quello che c'era 10-15 anni fa, è completamente cambiato, si è estremizzato, no? Quindi abbiamo periodi di fortissime precipitazioni collegate a periodi di forte siccità, e di fatto quindi le tecniche agronomiche vanno riviste, vanno modificate, bisogna individuare nuovi prodotti per la difesa, nuovi prodotti per la nutrizione, e anche la genetica deve fare un salto in avanti andando a individuare quelle varietà che sono in grado di mitigare il più possibile gli effetti del cambiamento climatico, che come vi dicevo è proprio un'estremizzazione. Ecco, quindi dobbiamo fare i conti con piogge sempre più forti, sempre più intense e concentrate, e periodi di caldo e di siccità sempre più estesi, ma anche sempre più caldi. Non dimentichiamo che se stiamo vivendo queste fortissime piogge al nord Italia, in realtà ovviamente stanno colpendo buona parte dell'Europa, è proprio perché c'è troppo caldo, perché arrivano i venti dall'oceano, umidi ovviamente, che si scontrano con un fronte di aria più calda rispetto alla media. Ricordiamo che aprile è stato l'11° mese record per temperature alte degli ultimi anni. E ecco, scontrandosi si creano queste condizioni abbastanza estreme dal punto di vista meteorologico. E a mio avviso la nostra agricoltura potrebbe darci e ci darà una mano al fine di captare l'anidride carbonica nell'aria. E secondo me, anzi, il prossimo convegno che mi impegno a portare avanti sarà proprio il discorso dell'anidride carbonica nell'azienda agricola.